Garçon, garçon, non è possibile, a questi glieli insegnano da piccoli. Quando sentono la mia voce si girano dall'altra parte. Dove eravamo rimasti? Vogliamo impiantare una società fantasma con te presidente. La chiamiamo American Fruit. Perfetto per te. Avrai la possibilità di andare in campagna, socializzare con gli operai, parlare con i contadini. Così scoprirai se succede qualcosa, qualche fermento. Ma credimi, non succede niente, te lo garantisco. Non c'è niente che si muova nel paese. A parte il fatto di non trovare un cameriere prima di stramazzare dalla fame. È nella loro Costituzione. Sai, cosa vuoi che ti dica? Sarà una delusione, senza dubbio. Tu sai, tu hai sfidato il KGB, sei uno a cui serve rischiare la vita per sentirsi vivo, certo. E da apprezzare, sai. Ero anch'io così anni fa. Solo che una macchina è saltata e me sono saltati i nervi, sai. Chiuso. Il capolauter ha diretto a Parigi l'ufficio. Per poco. Non dovrei lamentarmi, davvero. Mi trovo qui da quanto? Niente, 1, 2, lunedì, martedì... 8 anni, mi trovo qui da 8 anni. Garçon, prendiamo dello Chateau Lafite. Diciamo del 1946, perché il 45 è stato un anno di guerra. C'erano gli shrapnel nell'uva. E del camembert, s'il vous plaît, vite vite. Tua madre è su una puta. Sì, tua madre ha lo stesso problema. Il signor Johnson, il tuo predecessore, non so perché Johnson era convinto che ci fosse una talpa che operava qui per passare tutti i nostri progetti segreti all'Unione Sovietica. Davvero? Sì, sì. Fry e io ci riferiamo sempre a lui chiamandolo Agente X. Ho l'impressione che se trovo l'Agente X me ne vado di qui. È il mio passaporto per la libertà.